Bene, eccoci qua e voi ben sapete insomma che qua funziona così, quindi cambio di tematica e di ospite. Un benvenuto a Lamberto Toscani, Presidente Confservizi Veneto. Sì, Grazie di essere qua. grazie a voi. La tematica che tocchiamo, ve l'avevo già un po' anticipata inizialmente, è partecipate, cambio di poltrone. Dice cosa sono queste partecipate e di che cosa si occupa Confservizi. Facciamo un po' di chiarezza iniziale, Allora, perché io l'ho accolto e ho detto è un macello. Ma come facciamo in Italia a complicarci quotidianamente tutto? Allora, prego, vabbè, sembra Presidente. diventato lo sport nazionale, ma comunque Esatto. va bene lo stesso. Cominciamo dalla fine. Cos'è Confservizi Veneto? Confservizi Veneto è l'associazione regionale, in questo caso, che associa tutte le aziende pubbliche del Veneto. Per semplificare, sarebbe una sorta di Confindustria del Veneto, solo di aziende pubbliche. Certo. Pubbliche quelle che sono interamente partecipate dagli enti pubblici, comuni, province e regione, non lo Stato, non sono nostre associate, o anche parzialmente Sì, partecipate. tipo qui a Padova ricordiamo la PS Holding, oppure mi viene da ricordare il Parco Scientifico Galileo, oppure l'aeroporto Sì, civile. Ci sono beh, varie sì, partecipate che non sì. neanche sapevo io facessero parte di No, tutto questo mondo. Era, ne ecco, abbiamo parlato sì, molto. sì, sì. Insomma, questi enti, Sì. prego. Allora, questi enti sono governati da consigli, nel caso siano, come spesso accade, delle società di capitali, cioè SPA o SRL. Addirittura non sapevo le farmacie comunali, Sì, sì, non avevo sì. mentalmente collegato anche questa cosa. È anche un settore molto, come dire, Importante. e che funziona Ah e che beh, rende ah all'ente beh. pubblico, perché non è sempre No, detto, anzi quasi mai. non mi tenti, non mi No, no, tenti, Presidente, perché... nel caso nostro non quasi mai accade, il nostro intendo Veneto, quasi mai accade che siano aziende in perdita, perché? Perché vabbè, io difendo i miei colleghi amministratori, ma sono sempre molto ben gestite. Allora, ben gestite in termini di risultato di No, bilancio? certo, ma poi diciamocelo, sono dei negozi proprio a tutto tono, Anche, certo, insomma, sì, è sì, no, proprio ma un non mi negozio. riferivo solo alle farmacie, anche alle altre associate. Esistono società partecipate da enti pubblici che gestiscono il trasporto pubblico Esatto, e APS. quello è fisiologicamente in perdita, anche se la nostra regione di Veneto è la più virtuosa d'Italia, raggiungendo quasi il 44% del livello di autofinanziamento, mentre la legge chiederebbe fino almeno il 35%, noi arriviamo al 45%, per cui siamo più bravi degli altri, non è sufficiente, ma insomma ci arriviamo. Il resto ovviamente lo mette lo Stato con Ma la il vostro legge. compito è anche coordinare tutto ciò che, essendo un pochino, mi ha detto, una specie di Confindustria, è anche coordinare ciò che sono i vari dirigenti o no? È No, sempre comunque no, l'amministrazione che sceglie e sì signore, coordina. sì signore. Invece il vostro ruolo Il è? nostro è quello di rappresentanza, di Ok, sindacato, ok, di formazione. ok. Per esempio l'anno scorso abbiamo terminato in convenzione con l'Università di Padova un corso di laurea dedicato ai quadri delle nostre aziende, che hanno potuto così acquisire la laurea triennale e pertanto possono accedere più avanti, se lo crederanno, se lo vorranno, alla carriera direttiva. In sostanza abbiamo in Voi qualche formate maniera capitalizzato. i Bravo, futuri manager. perfetto. Questo che vedete è l'immagine della ZIP, quindi insomma sono delle cose molto importanti per chi vive qui nel nostro territorio, il consorzio zona industriale, giusto? E quindi penso che non sia veramente un compito facile perché sono veramente migliaia e migliaia di persone che lavorano all'interno di queste partecipate e caspita, ho aperto gli occhi improvvisamente perché oggi c'è stata proprio la presentazione da parte appunto del sindaco Bitonci che si è appena insediato di ciò che sono appunto i vari assessori, ma io so anche che lui dovrà selezionare poi anche i vari manager. Una volta si chiamava Come spoil funziona? system. Voleva dire che ogni amministrazione nominava a capo delle aziende partecipate dove il comune in questo caso, ma le province e quant'altri avevano il compito,
come una normalissima società di capitali, dovevano nominare gli amministratori, i presidenti e i consiglieri di amministrazione. Spoil system vuol dire che la persona che come dire, viene chiamata ad amministrare l'azienda deve godere la fiducia del socio che la nomina. Siccome in più di qualche caso era successo un po' di confusione, nel senso che chi c'era non voleva andarsene, chi arrivava voleva nominare, insomma, si è risolta la cosa in modo abbastanza, secondo me, organico, riducendo il numero dei consiglieri, prima, di amministrazione, in secondo luogo dando la maggioranza ai soci, quando sono soci di maggioranza assoluta o nel caso di EPS per esempio, soci al 99%, praticamente il socio unico, di nominare in consiglio di amministrazione 3 dipendenti comunali su 5, in modo una che... situazione del genere come funziona? Situazione del genere funziona APS, che i 3 dirigenti nominati dal comune decadono per legge nel momento in cui arriva una nuova amministrazione, esatto. Essendo 3 su 5 decade l'intero consiglio, pertanto il nuovo sindaco e la nuova amministrazione dovranno nominare i nuovi amministratori. Le chiedo, ma la nuova amministrazione potrebbe anche confermare... Certo che sì. Ok, ricordiamolo. Quindi... Sì, sicuramente sì. Sicuramente sì. Dico, è una cosa positiva la riconferma o negativa? Togliamo il discorso del sei in rosso o non sei in rosso, perché capisco, come lei ha detto, che la viabilità, insomma, soprattutto in una regione importante come questa, è molto difficile da gestire. Abbiamo sentito anche varie fusioni, rischiate, non entriamo in questo, quindi capisco che possa esserci magari un rosso, ma del tipo, comunque chi è stato manager per un tot di anni in un settore così difficile ha acquisito un know-how che magari altri manager non hanno, e quindi potrebbe essere un rischio fare un cambio o no di questi vertici. Bisogna vedere caso per caso, ovviamente. In ogni modo occorre dire che non è detto che perché uno viene cambiato non sia capace o non venga giudicato tale. Se uno viene cambiato può anche essere perché viene giudicato lì da troppo tempo, perché non gode della piena come dire, fiducia nella linea politica aziendale da parte del socio di maggioranza, può voler dire molte cose, ma non certo un giudizio negativo. Insomma. Questi tipi di cambi mentre se viene confermato è chiaramente certo, positivissimo, un giudizio vuol positivo. dire che nonostante cambi di vertici politici e di scelte appunto, tu comunque vuol dire sei stato valido. Chiaro. E ti riconfermiamo. Per il cittadino questi tipi di cambi di poltrona influiscono, sono percettibili o no? O soltanto poi in corsa? Beh no, allora all'inizio sicuramente no, è in corsa certo. Che si vede l'azione e il risultato del lavoro di un amministratore, di un manager, però direi che grosso modo le politiche aziendali, almeno in fasi di difficoltà come quella attuale, difficilmente possono essere cambiate radicalmente da un momento per l'altro. Ci possono essere dei cambiamenti importanti ed effettivi dei quali l'utenza si renderà conto, però come diceva lei giustamente non in tempi immediati ma in tempi medio-lunghi. Insomma. Allora una gomitatina gliela faccio, mi permetta. Voi in poche parole mi ha spiegato, oltre a essere i formatori dei futuri manager, siete anche un po' il sindacato, diciamo, di questi futuri manager. Sì. In un periodo... No, siamo il sindacato delle aziende. Delle aziende. Non dei manager. Per esempio. No, perché le volevo chiedere, visto il periodo di forte crisi, chi deciderà poi i vari salari di questi manager? Perché sa, il cittadino adesso punta tanto il dito, se non mi porti il risultato non vali tutti quei soldi e te ne vai anche magari con un bonus alla fine. Dai, diciamocelo, a volte si è dibattuto su queste cose. Il ragionamento corretto. Allora, all'utente, il cittadino utente cliente, come piace a me chiamarlo, interessano due cose. La prima è il discorso tariffario. Esatto. E quello raramente è come dire, governato completamente dall'azienda,
per esempio nel caso dei rifiuti piuttosto che dell'acqua, sottostà a delle decisioni territoriali che è la regione che indirizza a prendere. All'interno di esse, di queste linee guida, ogni azienda in base ai propri conti, alla propria efficienza, alla propria situazione, determina poi nel dettaglio. L'altro aspetto è quello dei costi, che è composto molto spesso principalmente dalla leva salariale. Anche qui ci sono contratti nazionali, come in tutte le aziende, per i metalmeccanici piuttosto che i tessili o quant'altro, e c'è un integrativo aziendale che si va riducendo sempre più. Per quanto riguarda la governance, cioè presidenti, amministratori e direttori e dirigenti, per quanto riguarda gli amministratori è il socio di maggioranza che decide. Nel momento in cui li nomina dice il tuo compenso sarà di. Ultimamente abbiamo visto casi in cui è un fatto nazionale, ormai il governo Renzi ha stabilito che i dirigenti nazionali non devono superare dello Stato i 249, mi pare siano, sotto i 240.000 euro l'anno. Tenga presente che, solo una chicca, ma in tempi non sospetti, 5-6 anni fa, io scrissi un articolo su un grosso quotidiano nazionale, Sole 24 Ore, nel quale sostenevo una tesi che sostengo tuttora, ma che sembra darmi ragione, secondo la quale è giusto che ogni amministratore che mette impegno, responsabilità e la faccia abbia un compenso, che non deve essere assoluto né troppo alto. Quello che conta è poi il risultato aziendale, in base al quale gli saranno dati o incentivi o detrazioni. Per cui anche l'amministratore o il dirigente sottostà a risultati di esercizio, come è giusto che sia. Detrazione mi spieghi un attimo, adesso stiamo finendo su un terreno molto scivoloso, non voglio fare il polemico, però ricordiamo che ci sono stati manager, buttiamola lì, dai, insomma, nazionali, così non imputiamo, che hanno fatto veramente dei disastri, e ricordiamo anche che i soldi sono nostri alla fin fine. Cosa si intende per detrazione? Non è un caso che A me verrebbe io da in dire tempi non sospetti abbia fatto quella proposta. rimborso più che altro, cioè nel senso, Ma no, rimborso, hai fatto un danno. te li tolgo? No, li restituisci in qualche maniera. È chiaro, insomma. sì, ma certo. Sento che anche Renzi un pochino sta parlando, Ma sicuramente adesso sì, ma questo è molto parlando giusto. di altro, quindi di bustarelle varie, di un sistema corrotto. Quella è un'altra Questo cosa. io credo esatto che sia come minimo doveroso. Sono d'accordo. Questo vale appunto anche per un manager. Sicuramente Capisco che la responsabilità sia alta, così come lo è il tuo stipendio. Se crei un buco... È colpa tua. Esatto. Ma il codice civile prevede, come lei ben sa, che ma noi sappiamo che in Italia non è mai colpa di nessuno, però, Presidente. Si Perché possono fare le azioni di responsabilità, sa? Nelle società di capitali. Non è che non si possa. Se dopo non si vuole farla è un'altra cosa. La legge lo prevede, va fatto, perché no? No, io no. Ho visto anche qualche caso che è successo. Non la Chi è che deve fare, perché qua mi ingolosisce tanto, chi è che deve fare queste cose? Il cittadino, perché ci sono tanti casi, socio. adesso stiamo un po' spaziando. Il socio che ha la proprietà dell'azienda, in questo caso il comune. Ok, ma il comune in teoria, su imbeccata, utilizzo, perdonatemi questa terminologia, magari anche del cittadino che dice, senti, qui ogni volta è così la situazione, sa che in America sono molto famose le class action, qui in Italia da noi non funziona tanto così, come stava lei sottolineando, è l'amministrazione che si deve muovere e quindi decidere di rendersi, non lo so, di parte civile, roba del genere. No, deve fare proprio una vera e propria azione legale, esatto. Un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore che, a giudizio del socio, non abbia svolto il suo compito a dovere. Però ricordiamoci che io sono il sindaco e ho messo te che sei lì.
quindi in qualche maniera qualcosa ci legherà, magari non soltanto la fiducia, Ma non è sbaglio? bene, ma questo non è bene. Ma Italia, è il sistema Beh, vabbè, Italia, adesso, sbaglio? adesso No. non buttiamo tutto quello, perché sennò allora io le dico Mi anche dica. che sarebbe bene allora che quando il risultato c'è, il risultato aziendale c'è ed è buono, allora sarebbe anche bene, come sostenevo e sostengo anch'io, o tuttora io, ci siano anche degli incentivi, in modo che uno che produce, pienamente. uno che fa utili, sia uno per che il- crea valore, Esatto. sia premiato, Questo sempre per nei il limiti piccolo del lecito. dipendente che per il grande Ma manager. chiaro che sì, Caspita, chiaro questo in Italia però non si fa. Ma vede, sa, questo è stato anche frutto di una politica, anche se lei ricorda, sindacale di molti anni, in base alla quale alla fine dell'anno comunque c'era il premio produzione. Comunque perché? Se non c'è un valore aggiunto, se non c'è una creazione di valore in più, perché ci deve essere l'incentivo? Un'altra che potrebbe essere una sciocca domanda, mi sono posto questo quesito, ok, ma magari tu comunque abbiamo un vice sindaco di 27 anni. Non lo sapevo. Ho chiesto prima, sono stato in giro tutto il giorno, io lavoro anche, non è che... Non si preoccupi, Per cui è non così, ho... 26-27 anni, so chi sia. giovanissimo, Chi è? ok? Non sappiamo il nome. Adesso glielo dico, mi segua un attimo sul ragionamento. Ma caspita, se il sindaco comunque, vabbè, se la scelta ci sono, ok. Questo vale anche appunto per le partecipate, nel senso, ci saranno insomma dei manager che possono avere 40 anni, non lo so, 50 insomma, nel fior. Ok, adesso che fanno queste persone? Fanno quello che hanno studiato e mettono in pratica quello che sanno e che hanno studiato o sono andati a scuola per nulla. No, no, certo, dire, ciao. Se uno viene Ciao, nominato... hai finito, questo non è più il tuo posto di lavoro. Mi chiedo, vado sempre lì, vengono rigenerati in qualche maniera, si riciclano allora, nel sistema, oppure come fanno gli americani, come fanno in Germania e in altri posti? Grazie, ciao. allora, il contratto dei dirigenti non a caso prevede la possibilità del cambio, che è anche il motivo per il quale sono pagati più di altri, perché rischiano di più. Ma voglio dire, questo fa parte del gioco, non è che a parte il fatto che bisogna sempre distinguere il management dalla governance. Il management è il manager, è il direttore piuttosto che il dirigente, e quello lo fa di lavoro. La governance sono le nomine fatte dal socio, in questo caso, ripeto, comune, provincia, eccetera, in qualità di presidente, il vicepresidente o l'amministratore delegato. Questo deve mettere in conto che intanto sarà bene, un mio consiglio molto, molto caldo, che continui a fare il suo mestiere, che è quello sempre che gli permette di andare a testa alta, e poi dedica il più tempo che può all'azienda nella quale è stato nominato amministratore, e nella quale cerca di fare il migliore. Allora, vedremo un pochino in corsa, come stavamo dicendo. Sì, ma non vediamo tutto, cioè ci sono tante cose che non vanno, lei ha ragione. Però le garantisco, un giorno magari, se vuole, la invito a vedere un po' di numeri. Le nostre aziende, io vedo dei risultati pregevoli. Non dimentichiamo che associate da noi ci sono, che so, Acegas APS, che è di Era, del gruppo Era, c'è Asco Piave, che è altra quotata in borsa. Cioè, voglio dire, ci sono realtà di una ricchezza e di una vivacità. Non leggete, stavo dicendo, il mio modo di porre domande come criticare per partito preso, perché sono il primo che dico, c'è un fondamento, caspita, è difficile. Infatti le stavo dicendo, appunto, caspita, se ha 27 anni è stata scelta, quindi il vice sindaco, vuol dire che è veramente degna di quel posto, non è che Bitonci si mette e sceglie a caso. Ma poi sa, lì è politica, l'amministrazione è un'altra cosa. Sì, attenzione che però se Bitonci dovesse star male, qualsiasi cosa, o allontanarsi dal suo posto, prende in mano la città di Padova a 27 anni, caspita, complimentissimi. Questo voglio dire, quindi devi anche abbiamo un primer che ne ha 39. Mamma mia, esatto, quello voglio dire. Allora, velocemente faccio un sunto della giunta. Ok, allora, Bitonci terrà, ricordiamo, per sé
Grande Padova, quindi progetto sostitutivo della Patria. Lavori pubblici, attività produttive, infrastrutture, avvocatura, personale e università. Poi a concorrere per la giunta sarà poi il vice sindaco, che è, le stavo dicendo, Eleonora Mosco, politiche giovanili di Forza Italia, giovanissima, e Alessandra Brunetti, che è stata nostro ospite la settimana scorsa, politiche abitative, edilizia scolastica, politiche scolastiche, sociali, integrazioni, convivenza e rapporti con il mondo religioso. Poi Marina Buffoni, trasparenza, cooperazione internazionale, decentramento ai quartieri, partecipazione. Cinzia Rampazzo, sport, manifestazioni sportive. Stefano Grigoletto, bilancio, tributi, patrimonio, società partecipate. E, dopodiché anche servizi cemiteriali e demografici e mobilità. Fabrizio Boron, edilizia e manutenzioni. Matteo Cavatton, anche lui nostro ospite più volte, ambiente, Agenda 21, URP, rete civica. Flavio Rodighiero, cultura, turismo, musei e spettacoli. Maurizio Saia, politiche della sicurezza, polizia municipale e protezione civile. Beh, io ne conosco pochi, buon segno per loro, perché vuol dire che io sono vecchio, loro sono giovani. E va bene così. Se non dico sciocchezze, dovrebbe essere appunto il Presidente della Giunta, Roberto Marcato. Bene, bene. Allora, io la saluto. Gli facciamo tutti i migliori auguri di buon lavoro, anche perché se va bene loro, va bene che noi come cittadini. Esatto. Grazie a Lamberto Toscani, presidente di Conferservizi Veneto, grazie anche a Denis in regia e ricordo a tutti voi, anche a lei, che la Germania ha vinto sul Portogallo 4-0. Alla faccia, però, complimenti. Noi torniamo domani sera alle 19:15 con altri approfondimenti e vi posso già un po' mi sbilancio annunciare che ci sarà insomma un ospite che noi ben conosciamo, Piero Ruzzante, per questo insomma mea culpa, outing che ha fatto sui giornali. Andremo a vedere di capire i perché e per come, insomma le dinamiche. A domani.